Oggi si celebra Santa Lucilla. Il nome Lucilla ha origine latina e significa luce. Il 31 ottobre è la giornata mondiale del risparmio. Questa ricorrenza nasce nel 1925 come momento di riflessione per formare cittadini, adulti e bambini responsabili e attenti. Da quel momento ogni anno la giornata viene celebrata con grande entusiasmo in tutto il mondo ed un gruppo di esperti fornisce al pubblico gli strumenti necessari per comprendere meglio come gestire i propri soldi ed educare sul valore del rispetto delle risorse economiche. Alle 11:30 di giovedì 31 ottobre 2002 i 57 bambini della scuola elementare Giovin di San Giuliano di Puglia siedono tranquilli nei banchi. 3 minuti dopo una scossa sismica dell'8° grado della scala Mercalli fa crollare il solaio sulle loro teste. È una strage, perdono la vita 27 piccoli e una maestra. I sopravvissuti vengono estratti da sotto le macerie. Ma sapete cosa sono i buchi neri? Un buco nero è una regione dello spazio in cui la materia è compressa in un puntino minuscolo con densità altissima. È tanto denso che la sua attrazione gravitazionale non lascia sfuggire nulla. Perfino la luce è trattenuta all'interno, perciò il buco nero è invisibile. L'unico modo per rivelarlo è osservare l'effetto che esercita sull'ambiente circostante. Ne esistono di 2 tipi di buchi neri, quello di massa stellare che si forma quando una stella enorme termina la sua vita e quello supermassiccio che si trova al centro delle galassie. Buongiorno ai 12, oggi la luna esce dall'acquario per immergersi nel mare dei pesci e per ritrovare un pochino di più sentimento e delicatezza dopo gli scontri planetari di questa settimana. Vediamo cosa accade nello zodiaco. Ariete, per voi la luna oggi, che è stata tanto fantasiosa e amicale, vi lascia un po' con un vuoto. Volete sostegno, volete rapporto, volete presenza. Ebbene, questa vi sarà garantita dagli affetti familiari, ma guadagnerete oggi in serata una particolare forma intuitiva e soprattutto lasciatevi trascinare anche da un invito dell'ultimo minuto. Toro, per voi la giornata oggi è una giornata che vuole assolutamente liberare lo stress esorcizzandolo con un bel aperitivo, con un'uscita, col vedere amici, e questo farete onde evitare proprio di scontrarvi ancora col partner con le solite cose reiterate che sono solo insicurezze da parte vostra. Gemelli, il vostro cielo oggi è un po' più sedato dalla forza crescente dei pianeti che intervengono sull'opposizione Urano-Marte e Mercurio, e anche per il fatto che oggi Mercurio si è un pochino più smarcato e reso comunque, anche se in opposizione, più divertente dalla sua presenza in Sagittario, perché oggi sarete un pochino più caustici e sarcastici. Cancro, la vostra giornata oggi prende le mosse da un Giove che vuole assolutamente ottenere qualcosa, perché proprio le condizioni che stabilisce Venere non gli vanno a genio, vuole di più, sempre di più. Vediamo se il piccolo pianeta ci riuscirà. Sicuramente al lavoro e quello che comporta la passione sono assolutamente soddisfatte. Leone, la vostra giornata oggi si avvale di un Mercurio decisamente più dinamico, siete molto più social, più propositivi, anche se sentite la stanchezza volete mandare avanti un progetto di apertura sociale e comunicativa che vi riuscirà assolutamente bene. Vergine, per voi la giornata è una giornata segnata dal fatto che Mercurio è entrato in quadratura ed è ancora influenzato da Marte, per cui oggi vi sembrerà ancora una volta di perdere il vostro mezzo più importante, ovvero la comunicativa e l'intelligenza e la capacità d'analisi. Ci penserà Venere, che nonostante non sia particolarmente brillante, ma che sicuramente
oggi è davanti ai vostri occhi, pronta per consolarvi dopo una settimana di fatica e bilancia. Oggi finalmente Venere, che ospitate nei vostri gradi, e la Luna, le signore dello zodiaco, fanno finalmente pace. Un bellissimo trigono dall'Acquario che riuscirà a dare fantasia in mattinata al rapporto di coppia. Tutto il resto del weekend, ci saranno delle sorprese. Scorpione, per voi la giornata oggi parte un po' claudicante, proprio perché la Luna ancora quadra e soprattutto a metà giornata con Marte, per cui è probabile qualche scontro, ma la serata promette di trasformarsi perché la Luna entra timidamente in Pesci, accende la dolcezza e finalmente inizia un weekend romantico come lo volevate voi. Sagittario, per voi la giornata oggi è fatta di tanta comunicazione, di rivedere vecchi amici, anche di fare sport e di trovarvi comunque in una condizione abbastanza piacevole, tanto che la serata potreste sentirvi pure un po' stanchi. Capricorno, la vostra giornata oggi parte con una luna un po' particolare, proprio perché passa da uno sguardo oggettivo a uno sguardo più romantico. Sarebbe ora di disarmarsi, ora che Venere e la Luna hanno fatto pace. Sarebbe anche il caso, visto che la Luna entra in Pesci dove risiede il vostro Saturno, di dare una maggiore struttura e importanza all'amore. Acquario, in mattinata ancora la Luna nei vostri gradi, che vi rende fantasiosi ed eclettici, ma anche molto nervosi perché quadra sia a Urano che a Marte. In serata la Luna promette di farsi perdonare, di andarsene in Pesci e finalmente lasciare in pace le vostre emozioni. Pesci, giornata oggi ancora un po' incerta in mattinata, ma dal pomeriggio in poi diventa un crescente emozionale pieno di affetti e di grandi soddisfazioni. Pronto signorina, mi dia questo numero. È la frase che apriva ogni telefonata degli italiani prima del 1970, quando ci si doveva mettere in contatto con un utente che aveva un prefisso diverso dal proprio. Dal 31 ottobre 1970, con l'entrata in funzione della teleselezione, le chiamate tra prefissi diversi sono diventate dirette e le storiche centraliniste della SIP sono andate in pensione. Capita a tutti di sentirsi un peso sullo stomaco, qualcosa che si ha proprio bisogno di fare o di dire, per liberarsi, per sfogarsi totalmente. In inglese si utilizza l'espressione get something off your chest, che letteralmente si può tradurre con fare uscire qualcosa fuori dal petto, quasi a simboleggiare il bisogno fisico di non trattenere nulla di sgradevole e liberare le proprie emozioni, i propri pensieri. Il matto di oggi è il mago Harry Houdini. Il suo numero più famoso è l'evasione dal barile di latte immerso nell'acqua. Anche la sua scomparsa è avvolta nel mistero. È il 22 ottobre del 1926. Al Garrick Theatre di Detroit il mago sta male, ma non vuole deludere il pubblico. Secondo i medici gli restano poche ore di vita. Contro ogni previsione lotta per una settimana contro la morte, con la moglie al fianco. Il 31 ottobre le promette che tornerà dal mondo dei morti. Ci salutiamo con la frase del giorno. Solo sognando e restando fedeli ai sogni riusciremo a essere migliori e se noi saremo migliori sarà migliore il mondo. Trick or treat? Dolcetto o scherzetto? Ma da noi niente scherzetti, vi aspettiamo domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata e a presto!